Sono Michele Schiavino, sono un membro del Circolo De Felice Giuffrida di Catania. Oggi siamo qui per manifestare contro questa situazione di degrado a Catania. Noi non possiamo più camminare in mezzo alla spazzatura. La città è piena di rifiuti e noi ci rifiutiamo. Io sono Alessandro Libera, sono un giovane catanese ed è da diverse settimane che la nostra città è piena di immondizia, è piena di lamenti, è piena di brutti pensieri, ma soprattutto è piena di pessimi amministratori. Abbiamo bisogno di una città che non sia governata da chi è bravo soltanto a sbrigare i favori, ma di chi vuole e desidera uno sviluppo e una crescita per la nostra città intesa come capitale del Mediterraneo. Un pomeriggio per la città, un pomeriggio per il futuro, un futuro che ci hanno negato, che la Sicilia e la città di Catania hanno il boom di turisti. Ma che cosa vogliono, cosa vedono poi questi turisti quando arrivano? Vedono la città piena di immondizia, piena di sporcizia, passeggiatori abusivi, disordine. Ma di chi è la colpa? Di chi ci governa? Può darsi. Ma sicuramente la colpa è anche nostra che forse gli abbiamo dato fiducia. La colpa è forse anche nostra che il giorno delle votazioni siamo rimasti a casa, sul divano. Quando si faceva la campagna elettorale abbiamo preferito fare altro. Questi momenti servono e devono essere il nostro appello, il nostro invito a cominciare a tornare a occuparci della cosa pubblica, perché la cosa pubblica siamo noi.